Sancho, li pigliamo tutti. Bellini. Non c'è più, è un assalto continuo, veramente. E dobbiamo capire perché tutti questi nomi. Io penso di aver capito. Cominciamo. Non penso che sopravviveremo quest'estate se esce un nome al giorno o più nomi al giorno che poi diventano tutti plausibili per i discorsi che abbiamo fatto finora. Benvenuto Salvatore Baldacchino e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno si può iscrivere oggi, stanotte, e poi stanotte c'è pure la partita dell'Inter. Io avrei potuto andare a vedere il Borussia, ma era un altro 0-0, quindi ho fatto bene a non andare. Lasciate un like per Sancho, perché Sancho è veramente un nome che infiamma qualsiasi cosa. Gli altri nomi uno può trovare, vabbè, Grealish, però Sancho infiamma, cerchiamo di capirci, quindi like immediato e poi ne parliamo, ne parliamo adesso e poi ecco. Allora, un giocatore che ha soli 25 anni, e ci tengo a dire a soli 25 anni perché sembra avere già una carriera infinita. Perché? Perché è un giocatore che nasce, insomma, nelle giovanili del City Under 18, Under 23, la Youth League, un po' di cose, dopodiché è nel Borussia Dortmund che dà del suo meglio, insomma, tra gol, assist, partecipazioni. Se andate a vedere, è abbastanza anche duttile, te lo puoi giocare anche punta in realtà, però insomma è un esterno sinistro principalmente, te lo puoi giocare a destra. Come vedete, 175 partite da esterno a sinistra, 54 gol, 45 assist, e già non so pochi. Se andate a vedere il totale che porta qui Transfer Market, 326 partite, ovviamente quando si parla di partite sono pure spezzoni di partite, sui 22.000 minuti, 94 gol, 94 assist, sono numeri importanti per uno che nell'ultimo periodo non ha avuto anche grandi opportunità, perché il Manchester lo rimbalza a destra e a sinistra, vari prestiti. Ecco perché in questo momento non si fanno nemmeno dei ragionamenti su quello che potrebbe essere il costo dell'operazione. Si ragiona, ma dice forse il Manchester United ce lo vuole prestare, forse vogliamo organizzare tutta una situazione che includa anche Osimhen. La speranza è sempre quella di riuscire a trovare una squadra che ti dice: pigliate Osimhen, dammi queste contropartite qua, e sarebbe veramente qualcosa di incredibile. È uno di quelli che infiamma proprio, infiamma tantissimo. Quasi 200 contributi al gol, mica pochi, dai, mica pochi in 300 partite, come che ogni 3 partite qualcosa ti fa fare quasi 2 gol, non è poco, non è poco. Però noi dobbiamo andarci calmi, perché abbiamo capito una cosa, che alcuni giocatori il Napoli, anche se non li cerca, glieli propongono. E perché escono tutti questi nomi? Perché poi si sa che lo abbiamo saputo, ce l'ha detto Romano per quanto riguarda Grealish, che probabilmente è l'entourage di Grealish che ha offerto il ragazzo al Napoli. Poi il Napoli deve decidere se gli conviene, se gli piace, se interessa e se è una cosa fattibile. Però in questo momento, questo è l'effetto De Bruyne, lo capite, no? Cioè, è una squadra che si prende quel profilo, vuol dire che con le possibilità economiche che uno ha, ti sei venduto Kvara e non hai utilizzato quei soldi, hai in potenziale i soldi di Osimhen, hai i soldi che ti entreranno dalla partecipazione in Champions, e insomma non è poco. E quindi i giocatori che hanno magari voglia di cambiare aria, i procuratori cominciano a mettere loro stessi queste voci in mezzo. Ovviamente quelli che parlano di calciomercato le rimbalzano perché fanno tutti i click possibili, noi ci esaltiamo e semplicemente il nome dei giocatori gira per quelli che potrebbero essere interessati. Io credo che anche il Napoli abbia piacere in questo senso di far girare parecchi nomi per poi andare alle trattative reali con la forza di chi dice: vabbè, ma
se non me lo dai ai prezzi che dico io ho tutte queste altre possibilità. E infatti non so se state sentendo quello che si sente anche per quanto riguarda Darwin Núñez. Ci fanno sapere, dice, il ragazzo ha preso contatti ed è d'accordo, avrebbe già, cioè vuole andare. Se tu parti da questo presupposto, quando poi vai a trattare un altro giocatore, tu dici, hai sentito, no? Che io ho già l'accordo con quello, lui vuole andare, se non me lo dai al prezzo mio vado di là, spendo una cosa di più e mi vado a prendere quell'altro. Quindi credo che questa sia la strategia che sta utilizzando il Napoli, non si smentisce niente, tutto è sul piatto. I tifosi giustamente sognano, speriamo però di non rimanere col cerino, perché abbiamo sognato anche a gennaio, e i Garnacho, e gli Adeyemi, e gli Yeremai, e i Noah Lang, e quell'altro San Maximen, e poi non si è fatto niente. Ovviamente non può essere questo il finale invece di questa nuova avventura di mercato di questa estate, siamo solo agli inizi, quindi non dobbiamo pensare che si possa chiudere tutto in fretta, dobbiamo seguire e dobbiamo anche con un po' di maturità non pensare che li compriamo tutti noi. Se li faranno tutti i nomi possibili e immaginabili, veramente possiamo escludere 3 o 4, potete escludere Mbappé, Vinicius, potete escludere Kvara per esempio, potete escluderne pochi che sono i punti, Bellingham, potete escludere questi qua, gli altri sono tutti plausibili ad oggi, e anche se forse non necessariamente nei piani del Napoli e di Conte. Io solo una cosa non vorrei, che poi arriva uno tipo Ndoye e ci rimaniamo male perché l'aspettativa era Sancho. Capiamoci. E ci spostiamo velocemente anche di qua, dove nel gruppo Telegram si sta ragionando e ci sono un po' di dichiarazioni di Nanni Moretti, no, di Matteo Moretto, che ovviamente è la divisione italiana di Fabrizio Romano, e per me, opinione mia, fonte abbastanza affidabile, perché è uno di quelli che se ti fa il nome è un nome che poi resta in auge e la trattativa esiste. Vediamo le sue dichiarazioni. Ndoye è il primo obiettivo per le corsie esterne, perché è uno tra i preferiti di Conte, è uno che evidentemente, ragazzi, tenetela presente la fase difensiva, perché poi passiamo al discorso del centrocampo, ci arriviamo. Núñez ha una grandissima voglia di rivalsa ed è il piano A del Napoli, che ci sta lavorando da 2 mesi, ma c'è l'intenzione di provarci fino alla fine, poi la pista a Lucca che sicuramente è più percorribile, quindi vabbè, poi mi piglia a Lucca, nel caso poi mi piglia a Lucca. Vabbè. Su Musa, e qua torniamo al discorso del centrocampo perché ci sono notizie su Anghissà, credo che le parti ritorneranno a parlare in queste ore con l'intento di avvicinarsi sui bonus dell'operazione. Questa storia la stanno ribalzando un po' tutti hanno detto pista che si sta raffreddando, c'è distanza, il Napoli non vuole andare oltre i 22, il Milan ne vuole 27, ci si può trovare a metà. Secondo me già siamo oltre, ma il discorso riguarda Anghissà, perché se Musa tu lo stai prendendo per fare il vice Anghissà, allora io capisco, che va benissimo, e va benissimo anche non spenderne 27 per una riserva. Se invece il progetto era perché va via Anghissà e lo sostituisci con Musa titolare, è un pochino più discutibile la cosa, chiariamoci. Su Juan Sanchez, da fonti lato Siviglia mi dicono che la situazione è in fase di stallo, mi hanno detto che il Napoli non è arrivato a 15 milioni di euro, dipende tutto da lui perché non ha offerto tanto di meno. Le altre squadre sanno che il Napoli ha la possibilità, la liquidità veloce e incide sul protrarsi delle trattative. Questo è l'altro discorso, il sapere che il Napoli può. Ovviamente tu fai un'offerta, no, ne voglio di più, e là devi essere bravo anche a mollare. Ci sono le altre alternative, per esempio alternativa a Sanchez è il Pupil, di cui si è parlato più volte. Per Meret credo che manchi solo l'ufficialità, va bene, ne parliamo da mesi e mesi, prima o poi si butterà anche questo capo a terra. Anghissà e il Napoli, attenzione, Moretto invece, rispetto ad altri che hanno detto forse Anghissà resta, hanno intenzione di separarsi. Anghissà sta aspettando e ascoltando offerte. Ad oggi di fatto sono arrivate delle offerte dalla Turchia, soprattutto Besiktas, qualche sondaggio del Fenerbahce, dall'Arabia Saudita. Non mi sento di dire che resti Anghissà. Lui va in contrapposizione con quelli che hanno detto altri,
in queste ore, dove anch'essa, perché il Napoli ha rifiutato delle offerte basse a quanto abbiamo capito, e poi ci hanno fatto anche sapere potrebbe restare, e lì cade l'operazione Musa nel racconto di qualcuno. Il Napoli sicuramente ha trattato Sudakov, per cui c'è stata un'offerta concreta, ma c'era una distanza di quasi 10 milioni di euro con lo Shakhtar Donetsk. Credo che sia una pista raffreddata. Dopodiché il buon Pedullà ci fa sapere: Napoli incontro con gli agenti di Ndoye, priorità per il Napoli, prima scelta di Antonio Conte, quindi non è Sancho, non è Nunez sulla fascia, non sono questi qua, cioè è Ndoye. Poi ci rimanete male, capiamo. L'attaccante svizzero ha già dato apertura, come ci siamo permessi a trattare prima col giocatore e poi con la squadra, Cornutelli. Nelle ultime ore il club azzurro ha incontrato i suoi agenti a Roma. Il club rossoblù chiede circa 40 milioni. Siete folli, non ve li diamo. 40 Ndoye non può essere. Ne spendi altrettanti per Sancho e te la giochi con Sancho. Per la difesa Beukema resta l'obiettivo principale. Al solito si insiste sempre per questa operazione qua, però anche lì se ci chiedono più di 30-35 vuol dire che stai vendendo Rachmani, per quanto mi riguarda, perché è impossibile pensare che il Napoli spenda quelle cifre per uno e poi ti fa rimanere il groppone in go, per uno che deve finire in panchina. La vedo veramente dura. Queste sono le cose. Per Sancho, vedi, c'è un accordo di massima col calciatore. Dai, l'esterno disponibile per una... dai, bisogna capire come impostare la trattativa. Ancora non abbiamo capito come impostare la trattativa. Sarebbe in scadenza, ma sappiamo che le big inglesi vantano sempre un'opzione per estendere il contratto. Questo è un giocatore che viene spedito in prestito, adesso è finito il prestito al Chelsea, ritorna al Manchester United, non ci hanno voluto la Garnacho, dateci almeno Sancho. Queste sarebbero le speranze. E poi nelle fantasie più recondite di ognuno di noi, vedi il Liverpool pronto a fare un'offerta per Osimhen, là tu speri, capito? Ci prendiamo Nunez, ci metti tu qualcosa in più perché Osimhen vale di più, e ci prendiamo Nunez e Chiesa, per esempio, no? Nelle cose così è molto, un pochino fantasy. Team Talk non mi sembra, non lo so se è una grandissima, se è una fonte affidabilissima. Avete visto a Cavani che firma la maglia del Napoli al mondiale del club? Che bello. È stata bellissima la partita tra Boca e Benfica, molto molto accesa. Belotti espulso per una gamba altissima che colpisce in testa a uno. Poi anche la partita del Flamengo, Jorginho ha fatto un bellissimo assist. Ci sono degli sfizietti in questo mondiale per club, altre cose non sono poi entusiasmanti. Zaccagni piace al Napoli, ma non abbiamo intenzione di venderlo. D'altra parte Sarri ha parlato e ha detto io lo so che questi non hanno i soldi nemmeno per piangere, e mi arrangerò con quelli che ho, ma non gli possono smantellare la squadra, se no non mi sembra nemmeno il caso. È vero, Enzo mi ricorda che stasera c'è Rafa Marino contro l'Italia e quindi contro Ambrosino, e magari ce la facciamo un'osservata, una guardata veloce. Insomma, ognuno creda ai suoi esperti di mercato preferiti. Di Marzio, quindi Sky, sono stati i primi da cui abbiamo sentito De Bruyne, quindi un po' di credito se lo sono presi. Loro ci parlano di Sancho, Moretto non ne parla, ne parlerebbe se ci fosse qualcosa, perché hanno anche loro un ritorno, se fanno il nome importante vengono cliccati. Se Moretto parla di Ndoye e Pedullà parla di Ndoye insieme, che si sa che non si amano nemmeno, è plausibile che il 2 contro 1 sia più Ndoye che Sancho in questo momento. Noi abbiamo tutto il diritto di sognare e tutto il diritto di chiedere che poi alla fine qualcosa si faccia, perché non stiamo parlando del mercato di gennaio, dove storicamente il Napoli, nemmeno per colpa di proprio storicamente il Napoli si muove pochino, mentre adesso abbiamo fatto questo grande esploit con De Bruyne, e quindi abbiamo tutto il diritto di sperare in un'accelerata pesante, in una dimostrazione di forza, in una voglia di dimostrare: vogliamo aprire addirittura un ciclo, siete un po' in difficoltà voi altre,
cugine, sorelle, che non si capisce, progetti nuovi che devono partire. Vediamo Kivu stanotte, non andate a dormire, dobbiamo vedere Kivu, dobbiamo prendere un Kivu per il mal di testa, dobbiamo vedere Kivu, dobbiamo capire Allegri col Milan, oggi hanno presentato Gasperini alla Roma, Sarri con la Lazio, Italiano, il Bologna che fanno, glielo smantellano oppure no, la Fiorentina di Pioli e la Juventus di Tudor. Se il Napoli fa non deve fare molte cose, ma già chissà, sarebbe bello trattenerlo, però lo devi trattenere convinto che vuole trattenere. Se deve andare via, se sente di dover andare via, deve andare via e vatti a prendere a Florentino Luis. Capite come ve la voglio dire? Non dobbiamo nemmeno trattenere troppo, ma dobbiamo essere pronti sul mercato a mettere dei colpi pesanti individuati per Conte per fare un pochino la voce grossa. Questo è l'anno in cui lo devi fare e basta, perché non si dicono cose che riguardano il numero 5 eccetera eccetera. Un abbraccio, un bacio, vi amo, state calmi, non vi esaltate troppo, perché altrimenti poi rimanete troppo male se vi aspettate Mbappé e invece ritorna Ambrosino. Questo non è il caso, però qualcosa sicuramente si farà, su questo sono fiducioso.